Edizione di Antena 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati, buon inizio di settimana a tutti voi, una settimana che si apre con la tragedia di Roma e l'incidente tra due volanti della polizia, incidente dove ha perso la vita una persona, un poliziotto trevigiano, e vi daremo conto di questo tra pochissimo facendovi vedere le immagini, il cordoglio per la morte del giovane arrivato dal presidente Sergio Mattarella, dal ministro Piantedosi. Ma andiamo subito con le immagini, intanto a Venezia, perché si è aperta da qualche giorno la festa per la Madonna della Salute con l'apertura del ponte votivo, immagini in anteprima, in presa diretta, grazie al nostro Sandro Ponchio. Per noi c'è Lorenzo Maier, la festa della salute a Venezia. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno a tutti, ai nostri telespettatori. Siamo qui sul ponte votivo, come dicevi giustamente siamo in attesa che tra qualche minuto questo ponte verrà inaugurato con il classico canonico taglio del nastro. Possiamo però già darvi alcune indicazioni per questa cerimonia di apertura della festa. Non ci sarà il patriarca, Monsignor Francesco Maraglia è impegnato a Roma nelle riunioni del Dicastero per la cultura di cui Monsignor Maraglia fa parte, quindi non può essere presente questa mattina. Ha delegato al suo posto il rettore del seminario della Basilica della Salute, Monsignor Fabrizio Favaro. Questo è un fatto abbastanza inedito perché poche volte è capitata l'apertura del ponte votivo senza la figura del patriarca, che comunque arriverà mercoledì per partecipare al pellegrinaggio dei giovani e poi giovedì per il grande pontificare. Ecco, vedete dalle immagini di Sandro Ponchio c'è Monsignor Favaro con il delegato del sindaco Giovanni Giusto, che rappresenta il sindaco Brugnaro appunto e l'amministrazione comunale della città di Venezia. Quindi non c'è oggi, questa mattina non ci saranno né il sindaco né il patriarca, ma comunque è un'apertura del ponte carica di significati. Vediamo il prefetto da Copellos, che è la sua prima festa della salute, e l'assessore Mara. Tra qualche istante ci sarà la benedizione, c'è anche l'ammiraglio Filippo Marini, il direttore marittimo di Venezia, proprio perché questa è una festa della città. Ecco, sentite forse la benedizione e lasciamo e poi il suono delle campane e la benedizione da poco dopo mezzogiorno. Questo ponte potrà essere attraversato da tutti i pellegrini, che così si potranno recare più agevolmente alla Basilica della Salute per adempiere a questo pellegrinaggio. I pellegrinaggi in realtà sono già iniziati perché secondo il canonico programma, anche senza l'apertura del ponte, ovviamente la Basilica è stata raggiungibile in tutti questi giorni, però il taglio del nastro del ponte è significativo perché rappresenta proprio il momento di apertura della festa. Un'altra cosa importante è che vedrete una Basilica della Salute splendente, perché sono appena stati conclusi, come abbiamo documentato anche nei giorni scorsi, i lavori di restauro delle facciate della Basilica, quindi sarà veramente uno spettacolo straordinario anche per gli occhi. E anche quest'anno il Santo Padre Francesco ha concesso l'indulgenza plenaria per tutti coloro che in questi giorni si recheranno alla salute. Le lemiere hanno aperto poi ieri il pellegrinaggio con il loro corteo acqueo, e tra pochi istanti ci sarà il taglio del nastro. Ora la recita del Padre Nostro da parte di Monsignor Favaro, che lo ricordiamo rappresenta il patriarca, che tornerà in città mercoledì per il pellegrinaggio dei giovani, altro momento molto importante che vedrà l'attraversamento di questo ponte, che poi aprirà la giornata clou della festa anche con alcune testimonianze.
A memoria ricordo che il patriarca Moraglia fino a quest'anno era sempre stato presente all'apertura del ponte e nella sua storia millenaria la festa della salute ha visto poche volte l'assenza per motivi giustificati, lo ripetiamo ancora una volta, del patriarca. Avvenne in tempi recenti quando la diocesi cambiò dal cardinale Scola, che poi venne destinato a Milano. In quell'occasione ci fu Monsignor Beniamino Pizziol, vescovo ausiliare di Venezia, in partenza anche lui verso Vicenza, che come amministratore apostolico fu lui a presiedere la festa, senza appunto la presenza del patriarca, altro momento storico per la città e per la diocesi di Venezia. Opere e giorni nella sua pace. Ecco, l'esortazione nella preghiera di Monsignor Favaro al Signore di guidare tutti coloro che attraverseranno questo ponte, e saranno migliaia, per adempiere una festa cara a tutti i veneziani, ma non solo, perché arriveranno, ecco, Monsignor Giovanni Giusto che taglia a favore di fotografi di telecamere il nastro, e da questo momento la festa della salute può dirsi ufficialmente aperta. Ora ci sarà, il programma prevede che ci sono ovviamente i vigili in alta uniforme, che il corteo attraverserà questo ponte e poi in Basilica un momento di preghiera che aprirà ufficialmente le celebrazioni. Non ci sarà una messa, ma un momento di preghiera e di raccoglimento. Sarà sicuramente l'occasione per vedere già la Basilica come si sta preparando. La Basilica, che ricordiamo è anche soprattutto la chiesa del seminario, per cui tutti i seminaristi, vediamo anche il comandante Agostini. E una bella curiosità, che è un po' una tradizione di questa festa, c'è anche l'Umana Reyer, la squadra di basket della città, con la sua squadra femminile e anche una rappresentanza maschile. Ricordiamo che la squadra femminile ha vinto una grande partita contro Schio e ha voluto essere presente e partecipa ogni anno alla festa, che è un momento significativo per la città, oltre all'aspetto religioso delle celebrazioni. C'è poi tutto un contorno, un corollario di cui daremo conto anche nei prossimi giorni, della castradina, che è uno dei piatti tipici della festa, dei banchetti delle caramelle. Ci sarà il consueto mercatino, quindi una bella festa un po' per tutti quanti, e sarà l'occasione per viverla in serenità, e anche dando un pensiero ai grandi temi che si stanno attraversando. Se non hai domande dallo studio, vi restituisco la linea e ci sentiremo più tardi per i nostri telegiornali. Grazie Lorenzo Maier con Sandro Ponchio. Avete visto, no? Siamo riusciti a seguire in diretta il taglio del nastro e ufficialmente, insomma, si è partiti con i festeggiamenti della Madonna della Salute, festeggiamenti che culmineranno giovedì 21 con la messa solenne ufficiata dal Patriarca Moraglia alle ore 10, messa che Antenna 3 seguirà in diretta, e quindi saremo in prima edizione straordinaria già a partire dalle 9:30 per offrirvi questa celebrazione in diretta. Ma veniamo alla notizia con cui abbiamo aperto questo telegiornale: lo schianto tremendo tra due volanti a Roma, dove ha perso la vita Amar Kudin, un poliziotto di origini trevigiane. Aveva militato e aveva vissuto a Paese, dove si trova la nostra Daniela Sizia, che vedo collegata. Eccoci Daniela, con chi ti trovi? Buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno anche ai telespettatori. Purtroppo una tragedia che ha sconvolto la comunità di Paese, il rugby Paese, dove Amar Kudin aveva militato e dove avrebbe militato anche da gennaio, perché sarebbe tornato a casa proprio nel mese di dicembre, se aveva ottenuto il trasferimento qui nel Trevigiano, qui a Treviso, per poter tornare a stare assieme alla mamma e vicino alla
sua sorella, purtroppo una tragedia che è venuta all'alba di oggi, lo hai detto tu, uno schianto davvero violentissimo tra due volanti. Per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare, è morto sul colpo, gravissimi invece tre colleghi, tre poliziotti che si trovano ricoverati in ospedale. Tanti ovviamente i messaggi di cordoglio arrivati anche dal presidente Mattarella, dal ministro, tutti vicini ovviamente alla famiglia. Lui amante della divisa, ma amante del rugby, aveva militato fin da piccolo qui in questo campo dove ci troviamo ora, quella del paese rugby. Sono assieme al presidente, lo vedete in mano, prima volevo farvele vedere perché sono le maglie con cui che aveva indossato proprio Amar, il numero 2. Con questa aveva giocato anche l'anno scorso, perché lui Anna veniva da Roma e arrivava fino qua a paese per giocare con il paese rugby. Questa è una grande famiglia, i suoi compagni che si sono davvero chiusi in un dolore immenso sono gli amici più intimi di Amar. Io sono con il presidente Pierluigi Pozzebon. Presidente, una notizia che è arrivata devastante. Sì, sicuramente. Poi un incidente così improvviso ci ha sconvolto in maniera forte tutti quanti noi. Personalmente lo conoscevo veramente da bambino. Mio papà è stato il suo primo allenatore storico e ha giocato con noi dagli 8 anni fino all'anno scorso. Lo aspettavamo che a breve potesse tornare con noi. E lui a gennaio sarebbe tornato a giocare qui con voi? Aspettava il trasferimento qui a Treviso, che sembrava ormai essere prossimo, e da quel momento avevamo un accordo che sarebbe tornato a giocare con noi. L'anno scorso è riuscito a giocare tutta la stagione con fatica, perché è stata una stagione che andava su e giù da Roma. Lo aspettavamo volentieri perché lui era un giocatore veramente forte, veramente, ma anche una persona molto forte, piena di personalità, ci metteva la faccia sempre sulle cose, e lo aspettavamo veramente qui con noi. Questa notizia è drammatica, sì, per noi, per la società, per i suoi compagni, penso anche per la comunità di paese, perché è una famiglia molto conosciuta qui a paese. La mamma, la sorella, lui, poi una morte del genere è tremenda. Sì. Com'era Amar? Amar era un ragazzo meraviglioso, ben voluto da tutti, un giocatore importante per noi, che ha cominciato da noi, è cresciuto, è diventato il giocatore che era tuttora, e sarebbe, come dicevi prima, ritornato da noi. Il vuoto che lascia è incolmabile. In questo momento noi che siamo abituati spesso a parlare in pubblico facciamo molta fatica. Lei prima ha sentito qualche suo compagno, amico, sono tutti davvero stretti in un dolore immenso. Questo dolore purtroppo impedisce loro di dire qualcosa in questo momento, non se la sentono. Abbiamo cercato di contattarli per ritrovarci e dicono vogliamo un po' di tempo per capire dove siamo e quindi fare il punto dentro di noi, dove sapere che un ragazzo, tra l'altro lui doveva sposarsi fra un po' e aveva un suo compagno di squadra che doveva fargli da compare, e quindi capisci che oltre all'aspetto agonistico, l'aspetto sportivo, c'era quello umano, che lui era molto stimato e conosciuto in tutto il paese. Si sarebbe sposato a breve? Non lo so se è breve, ma comunque la promessa tra compagni è che quando mi sposò, e doveva essere, secondo le voci, poi non c'è niente di certo naturalmente, doveva essere che si poteva sposare a breve. Una notizia che ha davvero sconvolto tutti. Assolutamente sì, purtroppo la telefonata di questa mattina è stata terribile e non si hanno tante parole. Ricordo Amar come un ragazzo splendido, che appena poteva veniva qua al campo, anche se militava in altre squadre, perché giocava nelle Fiamme Oro di Roma, però se aveva una domenica libera potevamo essere certi di trovarlo qua. Stringete quella maglia che... Sì, purtroppo. Mancherà a tutti. E saremo orfani per parecchio tempo, difficilmente questa tragedia, perché di questo si parla, riusciremo a farsene una ragione, non c'è un motivo. È presto, purtroppo è accaduto questa mattina all'alba. Farete qualcosa per ricordare Amar? Sicuramente sì, non so in questo momento cosa, ma sicuramente sì. Adesso cerchiamo di focalizzare questa notizia, di farla nostra, e poi capiremo cosa, ma la squadra sicuramente avrà voglia di fare qualcosa, lo faremo sicuramente. Giocherete col lutto al braccio? Adesso giochiamo fra 15 giorni, ma sicuramente
penso che avrà fatto il lutto anche a livello proprio di federazione, io credo di sì, ma noi sicuramente lo faremo, certo. Ringrazio davvero, come avete sentito, lacrime, tanto dolore, una disperazione immensa. Il sindaco di Paese Cattioberto ha detto che si stringe attorno ovviamente al dolore della famiglia, si stringe alla famiglia per una tragedia improvvisa che ha sconvolto tutti. Tante, come vi dicevo, i messaggi di solidarietà, Anna, e c'è davvero la famiglia si è stretta in un abbraccio da parte di tutti, ma è proprio chiusa in un dolore. La mamma, vedova di guerra, non riesce a parlare, la sorella nemmeno. Potete capire, è una notizia che gli è arrivata questa mattina, una notizia che mai avrebbero voluto sentire, perché lo ricordiamo, Amar avrebbe dovuto tornare qui a Treviso, voleva stare vicino alla mamma e alla sorella, e purtroppo qui non tornerà purtroppo più. Anna, se non hai domande io ti restituisco la linea. Grazie, la nostra Daniela Sizzi è in collegamento da Paese. Vi leggiamo le parole ad esempio del ministro dell'Interno Piantedosi: provo un forte e sincero dolore per la morte questa mattina dell'agente di polizia rimasto coinvolto nel gravissimo incidente a Roma. Esprimo le mie condoglianze alla sua famiglia ed auguro una pronta guarigione agli altri operatori di polizia. Ci sono 2 feriti, lo ha dichiarato appunto il ministro dell'Interno. Il tragico schianto, lo ricordiamo, è avvenuto in via dell'Acquedotto della Peschiera, l'incrocio con viale dei Monfortani. Siamo a Roma, intorno alle 5 del mattino. Amar Khudin è deceduto, aveva 32 anni, altri 2 agenti sono rimasti feriti. Parole di cordoglio anche da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questa sera nei nostri notiziari vi faremo sentire le voci di chi l'ha conosciuto, di chi gli ha voluto bene, vi racconteremo qualcosa in più di Amar Khudin, deceduto questa mattina a Roma. E c'è un altro decesso che ha fatto chiudere una famiglia nel dolore. Era papà di 3 figli, stiamo parlando di Mauro Dal Bianco, ha perso la vita ieri a 56 anni in sella al suo scooter in località San Vendemiano. San Vendemiano, l'incrocio di via Cadore e la statale 51, teatro nelle prime ore della mattinata dell'ennesima tragedia della strada. A perdere la vita Mauro Dal Bianco, 56 anni. Erano circa le 6:15 del mattino quando stava percorrendo a bordo del suo scooter la statale in direzione Treviso, forse per raggiungere la fabbrica dove lavorava. Originario di San Fiora, abitava nella frazione di Castello Roganzuolo. L'impatto violentissimo con una Subaru guidata da un 32enne di Conegliano. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l'auto abbia improvvisamente svoltato all'incrocio dopo il cavalcavia, mentre il 56enne a bordo del suo scooter percorreva la statale in direzione Treviso verso Santa Lucia di Piave, tagliandogli la strada. Per Mauro Dal Bianco, deceduto sul posto, non c'è stato nulla da fare. Il lunotto della Subaru rossa guidata dal 32enne sfondato come i finestrini laterali, lo scooter finito sotto al guardrail. Attonita la comunità di San Fior nella giornata in cui si commemorano le vittime sulle strade. Mauro Dal Bianco è la 55esima del 2024, un trend in aumento secondo i dati della provincia rispetto al 2023. Oltre al cordoglio per la famiglia, poi è chiaro che rimane un vuoto che per i cari non è colmabile. Di esempi ne abbiamo troppi nel nostro paese, ma credo che ne abbiamo troppi in tutta quanta la provincia. Noi abbiamo delle strade in cui vogliamo sempre correre di più, il traffico è grande, vogliamo sempre far più in fretta, deviamo poi per stradine o non stradine, e quando succedono queste cose qui siamo tutti a pensarci, ma è sempre troppo tardi. Mauro Dal Bianco lavorava da anni alla DB Mec di Santa Lucia di Piave, dove era impiegato come operaio turnista. Conoscenti e vicini di casa lo ricordano come una persona estremamente disponibile, solare, con la passione per le cose manuali, dedito al lavoro tanto quanto alla famiglia. Lascia la moglie Margherita e 3 figli tra i 20 e i 30 anni, il più piccolo ne aveva da poco compiuti 22. Sul luogo dell'incidente, oltre ai sanitari del SUEM 118 che hanno preso in carico anche il 32enne che non verserebbe in gravi condizioni, anche una pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri per eseguire i rilievi di legge e accertare la dinamica, oltre ai colleghi di Susegana che si sono occupati della viabilità di via Cadore, chiusa al traffico per la messa in sicurezza e riaperta in senso alternato fino al termine delle operazioni.
San Vendemiano dunque ha perso la vita un uomo di 56 anni. Tra pochissimo ci colleghiamo con Padova intanto, perché dobbiamo tornare a parlare dell'escalation di furti che stiamo vedendo ormai da diverse settimane, coincisa anche con il ritorno dell'ora legale. Per noi la nostra Valentina Visentino, ma intanto vi facciamo vedere il sondaggio di Ring di questa sera, che è dedicato alla manovra con lo sciopero generale convocato da CGIL e UIL. I toni sono sempre più accesi tra esecutivo e i sindacati. Il leader della CGIL è tornato nelle scorse ore a parlare di rivolta sociale contro il calo del potere d'acquisto e i tagli alla sanità, parlando di governo autoritario. La premier Meloni ha parlato di opposizione pregiudiziale. Allora il tema è quello dello sciopero. Il sì con una chiamata allo 0422 1626 691, cioè sì, è giusto scioperare contro la manovra. Se invece ritenete che non sia giusto, vi ricordo che la CISL ad esempio non ha aderito a questo sciopero. Dovete comporre lo 0422 1626 690, la chiamata è sempre gratuita, se trovate occupato il vostro voto è stato comunque registrato. Siamo ad Arzergrande, siamo a Padova con il tema dei furti, la microcriminalità, ladri che non risparmiano evidentemente nemmeno i luoghi di culto. Ci racconta tutto la nostra Valentina Visentina. Valentina. Sì, buongiorno da Arzergrande, dal centro parrocchiale che è stato più che derubato, perché alla fine poco e magro il bottino, ma è stato vandalizzato da un ladro che è entrato nella notte tra sabato e domenica. La scoperta è stata fatta da Don Saverio, che è qui con me. Adesso magari entriamo e vi facciamo anche vedere cosa ha combinato il ladro, perché come vi sta mostrando adesso Federico Cibotto, ha utilizzato quell'estintore e poi ha colpito e distrutto i vetri di alcune stanze, quella dove era in corso una mostra diocesana e quella del bar. L'allarme è scattato, ma quando è arrivato Don Saverio non c'era niente, quindi molto probabilmente il ladro si era nascosto. Tutto era regolare, ma la mattina dopo Don Saverio se l'è trovato davanti questo ladro. Sì, esatto, prima della Santa Messa delle ore 8 ero passato qui in patronato per dare un'occhiata se tutto fosse a posto, perché durante la notte ero sceso ma non avevo visto porte aperte o quant'altro che potesse sospettare l'intrusione di qualche persona. Allora sono andato in quell'ambiente che non avevo visitato, ispezionato durante la notte, ovvero la cucina che è qui sul retro, e mi sono trovato le porte aperte e la sagoma di una persona che stava fuggendo, quindi ho visto il malvivente che si dava alla fuga e così insomma ho capito che c'era stato qualcosa di grave. Ho continuato la perlustrazione e sono arrivato in questo ambiente dove ho trovato una scena apocalittica. Vetri rotti e appunto la cassa del bar forzata, prelevati questi Esatto. 50 euro, gli unici che erano presenti al momento, ma soprattutto Don Saverio poi lei è andato a dire messa ed era piuttosto provato da quanto è accaduto, sì. Quindi l'ha raccontato ai parrocchiani. E che cosa hanno fatto? Perché poi insomma il lato positivo di questa storia è la solidarietà dei parrocchiani che le hanno dimostrato. Ovviamente l'ho raccontato al termine della messa, altrimenti più nessuno seguiva la funzione religiosa, e ovviamente il bar era chiuso, che di solito è aperto per le colazioni della domenica mattina, e si sono preoccupati, e mentre c'erano i carabinieri che facevano tutte le indagini, poi si sono così attrezzati per venire a portarmi la colazione, per cui anche questo segno molto buono di grande solidarietà mentre eravamo qui, e hanno fatto la pulizia e riordino per quanto era possibile di questi locali. Grazie a Don Saverio, quindi insomma il furto, lo shock di trovarsi il rapinatore faccia a faccia con il rapinatore, ma poi insomma la grande solidarietà di tanti parrocchiani che domenica hanno aiutato Don Saverio a risistemare. Ora, dopo la denuncia ai carabinieri, ovviamente la conta dei danni per sistemare la struttura parrocchiale, e purtroppo quella dei furti è un'emergenza che sta colpendo tutto il padovano, dall'alta alla bassa padovana, con numeri in crescita, proprio perché avvengono i furti nelle ore serali, quando è buio e le abitazioni sono ancora vuote, perché tante persone appunto sono ancora al lavoro. Da Padova è tutto, linea allo studio.
Grazie alla nostra Valentina Visentin sul tema dei furti. Torneremo con il nostro Mirko Cavallin da Due Ville e poi ancora con un contributo che arriva da Bassano del Grappa. Purtroppo il tema è caldo e i cittadini sono evidentemente esasperati. Faremo un approfondimento anche su questo, ma prima vorrei salutare e ringraziare Leone Ettore Zingales, segretario territoriale della funzione pubblica della CISL. Leone, buongiorno, grazie. Grazie per essersi collegato con noi. Buongiorno a voi. Eccolo, buongiorno. Abbiamo chiesto un suo intervento per commentare, in qualche modo riprendere un po' quello che è accaduto ieri con un'aggressione ad un infermiere del pronto soccorso di Belluno. Un infermiere è stato preso a schiaffi ed è arrivata la polizia. Voi conoscete bene la zona e potete raccontarci anche dell'episodio di Agordo, quindi davvero in poche settimane sono già 2 gli episodi di aggressione ai sanitari, medici ed infermieri in pronto soccorso che sono avvenuti insomma nel cuore delle Dolomiti. Che cosa sta succedendo e che cosa state facendo voi come sindacato? Cosa avete chiesto? Sì, allora, intanto la premessa è che va tutto contestualizzato e non è opportuno neanche generalizzare le aggressioni, posto che in qualche modo diventa intollerabile il fatto che questi episodi si susseguono in continuazione e adesso iniziano anche sul territorio bellunese. Diciamo che il tema delle aggressioni appunto diventa sempre un po' più preoccupante e coinvolge un po' tutto il personale, siano esso personale sanitario, operatori sociosanitari, assistenti sociali, educatori o anche il personale amministrativo, pensiamo ai colleghi in front office. Noi dopo l'episodio di Agord che è successo nella prima decina di giorni di ottobre, abbiamo chiesto un incontro alla direzione e un tavolo dedicato perché il tema deve essere affrontato insieme, perché è interesse di tutti e soprattutto che si rafforzino un po' quelle misure, come dire, che sono già consolidate e che l'URSS ha messo in campo e che affinché il personale sia tutelato e soprattutto non si senta lasciato da solo. Il tavolo si è fatto, è stato convocato già il 24 di ottobre, poi c'è stato un protocollo firmato dalla direzione dell'URSS sul territorio con il prefetto e quindi queste azioni sono messe in campo. Allora, sono atti che veramente bisogna che si prendano in mano, ma soprattutto dal punto di vista della prevenzione. Cosa ci dice l'URSS? In realtà ci dice che le aggressioni sono aumentate dal 2022 al 2023. Il dato va letto, quei numeri di 68 aggressioni rispetto alle 13 del 2022 vanno letti in quanto c'è stata una diciamo maggiore sensibilizzazione. Sono stati messi in campo dall'URSS anche delle formazioni del personale, perché ricordiamo che il personale sanitario soprattutto deve gestire e prende in carico una persona che sta male e che si reca in reparto. Quindi l'erogazione dell'attività assistenziale è il focus principale dei colleghi. Ovvio che una formazione in tal senso diventa importante, ma abbiamo chiesto all'URSS, e noi lo stiamo facendo con i nostri canali, di attivarsi con una maggiore informazione e l'utilizzo quindi di strumenti, perché abbiamo delle aggressioni, possono essere di vario genere, possono essere fisiche come quello che è successo nei giorni scorsi all'ospedale di Belluno, possono essere anche verbali. Allora il problema diventa se si minimizza un'aggressione. Allora se si minimizza non si prende in carico sostanzialmente il problema e non si va alla fonte. Senta Leone, mi perdoni, la interrompo perché in qualche modo di questo tema abbiamo parlato e volevamo capire quanto realistica è la possibilità che all'interno di nosocomi o di pronto soccorsi venga come dire, installato un presidio fisso, perché sono ovviamente aggressioni che non sono prevedibili, può accadere 3 volte di fila, come poi per un anno magari non accade nulla, ma non ne sono prevedibili e quindi ci sarebbe la necessità di potersi tutelare tout court. Ecco, si può arrivare ad un accordo di questo tipo secondo lei con l'ULSS?
Guardi, questo lo vediamo, io ovviamente faccio la parte di chi al tavolo dà dei suggerimenti e quindi l'URSS si sta organizzando in questi termini, vediamo cosa succederà, perché se le aggressioni dovesse succedere una continua, come quello che abbiamo visto, continui episodi, allora bisogna veramente che si cambi e che si lavori sulla prevenzione. È vero che per esempio noi abbiamo chiesto di verificare tutti gli accessi alla struttura, quindi di monitorarli, perché le nostre strutture a volte sono veramente grandi e quindi i punti di accesso anche dai seminterrati, pensando agli ospedali non necessariamente Belluno o Feltre ma anche quelli periferici, Agordo e Pieve, spesso potrebbero esserci degli accessi non necessariamente non controllati, direi, ma che bisogna attenzionare, ok? Quindi su questo diciamo che ci stiamo muovendo. Poi abbiamo degli strumenti, perché io parlavo di prevenzione, nel senso che spesso gli operatori sanitari ovviamente fanno gli infermieri, fanno gli operatori, fanno gli educatori e spesso le norme le ricevono per comunicati stampa, mezzo stampa, perché si parla di questa cosa. Ci sono gli strumenti specifici, noi abbiamo uno strumento dell'incident reporting che è uno strumento utilizzato dal personale che mette nero su bianco quello che succede, quindi noi stiamo lavorando anche su quello. Abbiamo chiesto per esempio il coinvolgimento degli RLS, che sono i responsabili dei lavoratori sulla sicurezza, e quindi con l'URSS stiamo facendo un lavoro di monitoraggio insieme, ripeto, perché questa è una problematica che riguarda... Senta, sostanzialmente, secondo lei che lavora appunto anche e conosce molto bene il sistema della sanità, c'è stata una recrudescenza di questi episodi? C'è un livello di tensione che si sta alzando? Oggi noi questa sera parleremo della manovra con il tema anche legato allo sciopero. Voi ad esempio come CISL avete scelto di non aderire allo sciopero. I colleghi di CGIL e UIL parlano di pesanti tagli alla sanità. Lei pensa che questo stia facendo alzare il livello della tensione, oppure stiamo parlando di questioni che non sono a loro modo collegate? Ma a mio avviso in questo caso assolutamente no. Parliamo dell'episodio di Agordo, parliamo di episodi di qualche giorno fa, sappiamo da quello che ci risulta che comunque sono persone note, e questo dal punto di vista assistenziale ovviamente, quindi prese in carico dall'URSS. Io distinguerei assolutamente i due aspetti, ripeto, bisogna contestualizzare, ma rimane comunque intollerabili. Secondo me sono due aspetti assolutamente diversi. Poi è vero che abbiamo il personale sanitario che andrebbe assolutamente valorizzato dal punto di vista economico in maniera importante, perché io le parlo da un territorio dove il problema è veramente un po' amplificato, e possiamo da lì arrivare al problema degli alloggi, al problema degli affitti, al fatto che alla petita stessa del ruolo del personale sanitario e sociosanitario, perché mi pare che ormai da mesi si parli di questo. Quindi è vero che poi noi qui adesso parliamo dell'URSS, abbiamo sottoscritto degli accordi, sottoscriviamo degli accordi decentrati che supportano, integrano diciamo quello dei contratti nazionali. Noi abbiamo tantissimi contratti nazionali, qui parliamo di sanità pubblica, abbiamo funzioni locali, abbiamo contratti UNEBA, contratti cooperative sociali che hanno tabellari economici, quindi aspetti normativi completamente diversi dal pubblico al privato. Noi anche la settimana scorsa abbiamo chiuso un accordo importante sul territorio che è ormai noto, e alla luce di questo per esempio abbiamo chiesto di valorizzare di più il personale dipendente delle case di riposo per esempio, e fare uno studio di fattibilità dell'applicazione di un contratto che sia unico per tutti. Ovvio che noi puntiamo sul contratto sanità pubblica, ma il contratto sanità pubblica ovviamente va rivisto e va adeguato a quelle, anche alla luce di quello che succede, di quello che vive il personale tutti i giorni. Senta, com'è l'atmosfera in pronto soccorso oggi a Belluno? Ha avuto modo un po' di sentire i colleghi? Ma sì, diciamo che, ripeto, bisogna contestualizzare. È importante che le cose vadano prese in carico.
lo stiamo facendo anche in questo modo, portiamo all'opinione pubblica, quindi grazie per questa opportunità, però devo dire dietro in qualche modo ci stiamo attivando anche con azioni comuni con l'URSS. Grazie Leone Zingales per essere stato con noi, segretario territoriale della funzione pubblica della CISL, grazie per il suo a lei. Intervento, arrivederci, buona giornata. Arrivederci, grazie. Allora, pochi secondi di pubblicità, poi torneremo a parlare di furti e non solo, ci collegheremo con il nostro Lucio Zanato, Vanessa Banzato, quindi tanti collegamenti ancora da ascoltare. A tra poco. Eccoci, buongiorno ancora, buon inizio di settimana a tutti voi. Prima edizione di Antenna 3 Nord-Est, il focus va sul tema dei furti. Abbiamo sentito la nostra Valentina Visentini in collegamento con il parroco di Arzer Grande che ha trovato i ladri in Canonica. Oggi andiamo a Due Ville con il nostro Mirko Cavallin, escalation anche qui, e così i primi cittadini e i sindaci chiedono più rinforzi per poter sorvegliare il loro territorio. Mirko, a te. Buongiorno da Due Ville, sono con il sindaco Giuliano Stivan davanti alla sede municipale. Sindaco, anche il vostro territorio purtroppo non immune da furti in abitazione e l'orario è sempre quello del pomeriggio all'imbrunire. Sì, il problema è che non ci sono ormai più orari, le effrazioni succedono durante tutto il giorno, succedono di mattina, di mezzogiorno, succedono la sera appunto all'imbrunire dalle 6 alle 7, ma anche per frazioni di tempo cortissime, cioè la sensazione di disagio dei cittadini nasce dal fatto che a senza di 20 minuti si trovano poi in casa, la casa devastata. Questo è un grosso problema. Lei tra l'altro ha appena incontrato i carabinieri della tenenza di Due Ville, anche loro possiamo dire con un po' di rammarico fanno quello che possono. Ma loro fanno il massimo, e lo voglio dire perché c'è un rapporto strettissimo sia con la tenenza di Due Ville che con la stazione, con la compagnia di Tiene, dove appunto chiamiamo a tutte le ore, nel senso che a me arrivano segnalazioni, io le ribalto come giusto che sia loro e loro stanno facendo l'impossibile. Il fatto è che poi i cittadini si trovano con le case aperte. E purtroppo danni che continuano, oltre alla violazione dell'intimità familiare e della privacy. Ci sono però delle iniziative che voi state mettendo in campo, lo mostra Simone Squarcina, questa che è un'iniziativa. Di cosa si tratta, sindaco? È tutta una serie di iniziative che abbiamo tentato di mettere in piedi e che stiamo facendo con mezzi e risorse del comune. Questa in particolare che ha appena presentato abbiamo praticamente aperto un bando, ma non è stata una gara, abbiamo chiesto un'azione, un'offerta alle aziende che seguono il settore della sicurezza, nella quale si dicesse, installando un certo tipo di antifurto con certe caratteristiche, ha un canone mensile. Sono arrivate 3 offerte, sono disponibili, ripeto, per chi ci ascolta sul sito del comune, ci sono anche i numeri di telefono. Uno può fare un abbonamento perché è un canone di affitto a 50 euro al mese più IVA, per cui poco meno di 60 euro. Ma la cosa interessante è che nei 60 euro c'è l'installazione dell'impianto antifurto e dura 3 anni, poi alla fine del terzo anno, lo dico bene, c'è la possibilità di riscattarlo con un prezzo bassissimo, poche centinaia di euro, quindi diventa titolare di quello che è l'impianto. La cosa interessante, dicevo, è che in questi soldi, in questi 50 euro, c'è la chiamata in caso di infrazione e l'uscita della vigilanza armata, che quello è il valore importante, perché ormai gli antifurti magari ce ne sono anche, quando suonano ci scocciamo, perché diciamo siete vicino, non si è dimenticato, invece qui c'è proprio l'uscita della vigilanza armata, questo è il vero valore e lo può fare chiunque, anche la persona appunto, l'anziano che non ha magari grossa disponibilità per fare l'investimento. E per quanto riguarda invece altre forme di difesa passiva come il controllo di vicinato o altre forme di controllo? Non solo, il controllo di vicinato che è una cosa bellissima ma complessa, perché stiamo facendo tutto il procedimento che è verificato appunto dal prefetto, per cui ci vorranno minimo altri 12 mesi. Però abbiamo messo in piedi una convenzione con i carabinieri in congedo di Quinto Vicentino che 2 volte alla settimana, serate a tema, di solito un sabato e un altro pomeriggio, escono di verso sera, hanno la loro camionetta, i lampeggianti, hanno la tuta e fanno osservazione del territorio, vanno nei parchi, vanno nei punti di aggregazione. Questa qui abbiamo revisionato tutto l'impianto delle telecamere esistenti, che erano 27, ne funzionavano pochissime e male, adesso funzionano perfettamente e abbiamo investito 150.000 euro per metterne giù 22 di nuove che vanno giù nei prossimi 2 mesi. L'altra cosa molto importante è quella appunto che abbiamo messo l'antifurto anche al comune che non ce l'aveva. In chiusura un messaggio ai cittadini? Sì,
Intanto segnalate sempre, nel senso che non esiste il fai da te, vado dall'amico, lo scrivo, lo metto, per carità fate bene, scrivetelo sulla pagina del comune, su Facebook, però dovete segnalarlo a forze dell'ordine e fatelo in tempo reale, perché loro riescono ad agire, a prendere le persone, a interessarsi, a colpire chi fa ste malefatte se sono coinvolti. L'altra cosa è: mettete sugli antifurti, utilizzateli chiaramente e cercate anche di respirare con un po' di calma, perché queste sono cose che purtroppo erano prevedibili. Andiamo verso le festività natalizie ed era previsto, i carabinieri ci avevano avvisato che ci sarebbe stato questo incremento. L'impegno comunque è quello che tutti quanti assieme vogliamo far sì che il territorio di Due Ville diventi un territorio sicuro. Giuliano Stivan, sindaco di Due Ville, lo ringraziamo per la disponibilità. Simone Squacina alla parte tecnica, da Due Ville è tutto, a voi la linea. Grazie Mirko. Allora noi adesso invece ci colleghiamo con il nostro Lucio Zanato. Il tema è quello degli anziani che evidentemente grazie anche ai progressi della tecnologia e del nostro sistema sanitario crescono in numero, ma non crescono i servizi a loro dedicati. Si parla di questo. Lucio, buongiorno. Buongiorno da Padova, buongiorno, perché qui stiamo realizzando un servizio per agricoltura ed è importante che la CIA del Veneto, la CIA di Padova, abbia commissionato all'Università di Venezia uno studio legato ai comuni e, diciamo così, alla popolazione, quindi ai servizi agli anziani. Ilenia Brilli è la professoressa che ha elaborato i dati sui comuni che hanno risposto a questo questionario. Che cosa è emerso nel rapporto comuni-anziani? Sì, sono emersi due risultati principali. Il primo è la difficoltà dei comuni, soprattutto quelli più piccoli, a far fronte ad una richiesta sempre più crescente di servizi per la persona, in particolare indirizzati agli anziani, alle persone non autosufficienti. E il secondo risultato importante che è emerso è che i comuni hanno bisogno di collaborazioni per offrire questi servizi, o con associazioni di volontariato o con i CAF, e questa è una fenomenologia che ancora non è molto sviluppata, ma come è emerso nel dibattito successivo in crescita, con altri comuni dello stesso territorio. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo così, il rapporto comuni, però lei ha dato un'analisi anche sulla popolazione anziana, sempre più donne, sempre più sole e sempre con meno servizi, e soprattutto in certe province. Esattamente, ci sono delle province che sono caratterizzate da un indice di invecchiamento più alto rispetto ad altre, e quando si va a vedere la proporzione di anziani che vivono soli, qua si nota una rappresentanza maggiore per le donne rispetto agli uomini, quindi questa è la popolazione obiettivo di questi servizi. Diciamo che Rovigo e Belluno sono quelle messe peggio, giusto? Hanno l'indice di invecchiamento più alto. Sì. Ecco, questo significa anche aree, soprattutto del bellunese, che rischiano di venire spopolate nel tempo. Sì, diciamo che corrisponde con il fenomeno dello spopolamento e con aree che sono più montane, ecco, e che hanno difficoltà di questo tipo. Ecco, Gian Michele Passarini, presidente di CIA Veneto e vicepresidente nazionale, con questi dati qual è la risposta che deve dare la politica e l'amministrazione, lo Stato, comunque i governi e anche le regioni, e soprattutto che risposta può dare anche l'agricoltura? Ma è ovvio che in territori come questi, abbiamo sentito, dove lo spopolamento rischia da qui ai prossimi anni ad avere un'incidenza tale di questi territori, tra l'altro territori dove noi abbiamo anche delle eccellenze dal punto di vista produttivo agroalimentare, se pensiamo ai nostri formaggi, ai nostri vini, al turismo connesso con questo. Ecco, è chiaro che diventa un problema. Allora un'organizzazione come CIA Agricoltori Italiani non può porre al centro anche quello che è il recupero di quelle che sono figure che oggi, sì, in un segmento di vita che probabilmente li affaccia anche ad una sorta di difficoltà legate alla sanità, legate al fatto che possano star bene, ma c'è anche un segmento di persone che sono ancora in forza e che dovrebbe avere delle tutele maggiori, ed avvicinarli ed aiutarci in questa difficoltà di reperire anche manodopera, cosa che ad esempio fino a qualche tempo fa, attraverso lo strumento dei voucher, noi potevamo avere così fruibile. Ecco, vuol dire praticamente diamogli qualche soldino in più anche agli anziani che sono ancora, diciamo così, attivi, attraverso uno strumento semplice e agile che
che è il live voucher, che però è stato eliminato perché fuori dall'agricoltura qualcuno ne ha approfittato. Sì, ovviamente come sempre ci sono le degenerazioni. Oggi abbiamo un grande tema che è quello del ricambio generazionale, abbiamo un tema di manodopera, non lo dico io ma lo dicono insomma le più grandi associazioni, lo dice Confindustria. Allora io dico, non è una soluzione ovviamente, ma se l'obiettivo è quello di avere un invecchiamento attivo e quindi ad avere un pensionato che sia il più possibile tenuto in considerazione e coinvolto all'interno di un percorso lavorativo, di volontariato, qualora lui qualsiasi cosa lui decida di fare, ecco, occorrono degli strumenti che gli permettano anche una tutela. Il voucher in agricoltura era uno strumento importante per questo tipo di attività. Ecco, un'ultima nota prima di chiudere, presente anche la vicepresidente di ANCI Veneto, Lisa Venturini, la quale ha lanciato una provocazione parlando proprio di assistenza agli anziani, comunque assistenza in genere. Perché non mettere i LEP, cioè i livelli minimi di prestazione uguali per tutti, partendo però dalle prestazioni ad esempio delle regioni a statuto speciale? Perché nella cartina che è stata presentata proprio durante la presentazione dell'Università di Venezia, i comuni che prestano maggiori servizi, soprattutto agli anziani, sono quelli delle regioni a statuto speciale, mentre quelli invece a statuto ordinario hanno grandi problemi. Un bel tema legato all'autonomia, e con questo ti restituisco la linea. Grazie al nostro Lucio Zanato. Sono diversi i temi da raccontare, da analizzare legati all'autonomia. Io però voglio salutare e ringraziare il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, che si è collegato con noi, lo vedo in collegamento Skype. Buongiorno sindaco, abbiamo qualcosina da chiederle. Buongiorno. Buongiorno, io partirei sindaco dai furti. Il collega di Fara di Soligo ha scritto una lettera aperta per chiedere alla prefettura più uomini, più pattuglie. Fara di Soligo ma anche Valdobbiadene sono tra i comuni più colpiti dalla microcriminalità. Peraltro in tutto il Veneto sta accadendo, stiamo facendo approfondimenti anche in questa nostra prima edizione. Ma di cosa avete bisogno, sindaco? Serve la videosorveglianza? C'è bisogno di avere più uomini sul territorio? Come è arginabile secondo lei questa recrudescenza? Il tema è assolutamente di primaria importanza in questi mesi. Devo dire che quasi ogni anno si verificano episodi del genere a rotazione sul territorio. Non c'è un'unica soluzione, bisogna certamente operare su più fronti. Anche noi, anch'io ho scritto una lettera a prefettura e questura chiedendo il potenziamento anche temporaneo delle forze dell'ordine con le pattuglie e presidio del territorio. Abbiamo una stazione locale dei carabinieri che pattuglia il territorio, ma evidentemente ha bisogno di un supporto, perché Valdobbiadene insomma sono 62 km quadrati solo Valdobbiadene, è difficile da pattugliare in maniera precisa tutto il territorio. Non è sufficiente questo, da più di 2 mesi ho dato a disposizione alla polizia locale di fare pattuglie diurne prevalentemente nell'orario tra le 17 e le 19:30 a supporto appunto del pattugliamento da parte dei carabinieri, ma servono ulteriori forze dell'ordine. Ho appreso positivamente la notizia data dall'onorevole Boff dell'integrazione con 22 agenti di polizia stradale per il territorio trevigiano. Ebbene, un primo passo, speriamo che arrivino altre forze a supporto. Abbiamo molto importante il tam tam attraverso i gruppi WhatsApp delle frazioni del centro, molto importanti per segnalare anche solo presenze sospette, oltre che ovviamente tentativi di furto o furti, questo per avvisare il vicinato. Però i cittadini non possono sostituirsi alle forze dell'ordine. Sto valutando assieme agli uffici, assieme alla protezione civile del comune, la possibilità di integrare anche con pattuglie di volontari di protezione civile il controllo del territorio, ovviamente nei limiti di quello che i volontari di protezione civile possono fare, ma cerchiamo di mettere assieme tutte le forze per arginare e porre termine a questi fenomeni che stanno mettendo, oltre certamente a
al dramma del furto che avviene in casa, ma anche solo la tensione nei cittadini, nelle famiglie di doversi aspettare ogni sera, ogni notte episodi di tentativo di furto. Quindi è una tensione che lei sta percependo? Beh, ma assolutamente, chi non la percepisce, la percepisco sia come cittadino ma soprattutto come sindaco, perché quotidianamente sono centinaia i messaggi, le telefonate o i colloqui fatti con i cittadini che lamentano giustamente questo problema che colpisce tutti indistintamente. Senta, ad oggi lei ha ricevuto una risposta a quella missiva alla prefettura? No, allora l'ho inviata sabato, quindi oggi è lunedì, è prematuro. Tempi tecnici. Sì, ma sono certo che l'attenzione c'è anche da parte della prefettura, della questura, perché ovviamente nessuno si può dire non conscio del momento difficile. Peraltro devo dire che Valdobbiadene non è solo di queste settimane, perché già fine agosto, inizi settembre, con coincidenza diciamo col periodo di pre-vendemmia e vendemmia, i furti soprattutto allora erano nelle cantine e negli agriturismi, ci sono stati già da allora. In questi mesi di fine ottobre e novembre si sono spostati sulle abitazioni private. Sono quelli che ormai chiamiamo i furti di Natale, che ad anni più o meno alterni si verificano qui, poi si spostano verso la pianura o comunque colpiscono varie parti del territorio a seconda dei movimenti di queste bande di criminali che purtroppo agiscono in maniera pesante. Senta, tanti danni, no? Anche nelle abitazioni, perché poi la cosa che forse un po' colpisce e che spaventa è che ormai i ladri entrano anche con le persone in casa, insomma non sempre attendano, no? Notizia di suoi concittadini a cui è capitato questo? Sì, è accaduto anche questo. Dalle segnalazioni che ho avuto, a volte è capitato in maniera inconsapevole per i ladri, a volte in maniera consapevole, e questo spaventa perché diciamo non si fermano di fronte a niente. Fortunatamente, ma questo non è da prendere come diciamo un motivo per ridurre l'attenzione, fortunatamente non si sono verificati fenomeni di aggressione alle persone, ma ci mancherebbe, non dobbiamo arrivare a quel punto là. Certamente già solo il fatto di un tentativo di furto con le persone in abitazione, ma anche non presenti in abitazione, è una violazione della propria sfera personale, quindi il danno alla porta, alla finestra, magari economicamente non è un grosso problema, però sentirsi violati nella propria intimità e sicurezza del domicilio ha un grave peso e non ha prezzo, quindi assolutamente il tentativo di furto non è un motivo di ridurre l'attenzione al fenomeno. Senta Sindaco, ha fatto un discorso interessante legato alla protezione civile. Che cosa dovrebbe essere sbloccato affinché voi possiate, come dire, avere l'aiuto anche della protezione civile? Parlo di dei volontari di protezione civile del comune di Valdobbiadene, quindi AVAB e ANA. No, io già lo posso fare, nel senso che il pattugliamento insomma, può essere fatto. Quello che sto verificando con gli uffici competenti è mettere nelle condizioni i volontari di operare nella piena legittimità, perché voglio dire, insomma, e quindi già solo la possibilità di muoversi con i mezzi, con le luci blu accese o spente, è assolutamente una cosa da valutare, non è da sottovalutare. La disponibilità da parte dei volontari mi è già stata data da subito, credo poche ore che facciamo questi accertamenti. Nel frattempo mi sono documentato, ho visto altri comuni in Italia che anche negli anni scorsi hanno adottato insomma, metodi analoghi. Io non vedo nulla in contrario, certo che i volontari sono comunque formati per le emergenze naturali, però hanno comunque una formazione e sanno bene cosa possono fare e cosa non possono fare. Il compito del volontario è pattugliare, secondo la nostra intenzione, è quello di fare delle pattuglie e avvisare per tempo le forze dell'ordine nel momento in cui rilevino anche solo qualche sospetto.
quindi non certamente sostituirsi alle forze dell'ordine, ma quelle di aiutare, collaborare affinché l'operato delle forze dell'ordine possa essere più puntuale, preciso e rapido. Certo, sì, in modo insomma da fare d'anello di congiunzione, no? Proprio perché le forze dell'ordine hanno un organico ridotto, almeno riuscire ad avere queste sentinelle sul territorio che possono essere un avamposto di sicurezza. Senta, un passaggio forse un po' più leggero che riguarda un po' la sua storia personale, quella famosa camminata che lei ha lanciato, che è diventata famosa anche a livello internazionale, perché la camminata del sindaco pare che sia arrivata anche in Argentina. Noi abbiamo anche un video, vediamo se riusciamo a farlo vedere. Ci racconta cosa sta succedendo? Lei sta diventando un fenomeno, come dire, anche un testimonial del sport e della salute. Allora, niente di particolare, niente di nuovo, però volentieri accolgo l'invito e il desiderio di testimoniare nei comuni italiani e anche all'estero questa iniziativa, e quindi laddove dei sindaci mi contattino e mi chiedano di andare a camminare assieme a loro, lo facciamo. Lo abbiamo fatto a Cavallino Treporti a inizio novembre e lo dovevamo fare a Peschiera del Garda, ma a causa maltempo è stato rinviato, lo faremo la prossima primavera. E sabato prossimo lo farò nel comune vicino a Segusino, qui a Segusino, e è capitato in Argentina, ero lì per una missione, insomma, con una delegazione di sindaci per un progetto di cooperazione internazionale, e il sindaco Gonzalo Braidot di questo comune Avellaneda nella provincia di Santa Fe ha voluto, insomma, replicare questa iniziativa, e devo dire che è stata grande la partecipazione dei suoi concittadini. La notizia si sta divulgando anche nel resto del Sud America, in Brasile, e lì abbiamo tante comunità di veneti nel mondo, trevigiani nel mondo, e quindi insomma, attendiamo che ci sia, come dire, un contatto anche con loro, ovviamente compatibilmente con gli impegni e con le missioni che già ci sono, ma ben volentieri, insomma, diffondere questa iniziativa che è molto semplice, camminare sulle vie del proprio comune assieme ai propri concittadini, approfittare della camminata per parlare col sindaco, per fare segnalazioni, richieste, lamentele, ma soprattutto fare fatica assieme all'interno di un contesto naturale fa sì che magari qualche distanza che può esserci anche tra persone, anche tra vicini di casa, possano essere superate. Mi piace raccontare un aneddoto di una delle prime settimane delle camminate, nel quale un mio concittadino mi ha confidato che alla prima camminata si era incontrato, aveva visto che c'era anche un suo vicino di casa con il quale c'erano rapporti familiari un po' conflittuali. Seconda camminata, insomma, dopo 4 camminate hanno iniziato a parlarsi, e gli attriti che c'erano, insomma, si sono superati. Ecco, a volte basta poco per migliorare una condizione, non si risolvono di certo i problemi, però male non fa, e insomma, vivere in un contesto nel quale ci si chiarisce e si convive in maniera più chiara, più diretta, più spontanea, fa sempre bene. Poi insomma la natura ha un potere conciliante, sindaco, fa bene al corpo e alla mente. La natura ha un potere conciliante, fa bene al corpo e alla mente. Allora, l'ho già detto in altre occasioni, allora noi spesso maltrattiamo la natura anche inconsapevolmente, poi quando ci riavviciniamo alla natura sa sempre perdonarci per gli errori fatti, e questo quando si cammina si percepisce assolutamente. È conciliante, fa bene certamente alla salute, ma fa bene anche al cuore e all'anima. Controindicazioni non ci sono, c'è bisogno di tempo, bisogna ritagliarsi del tempo, ma questo basta volerlo fare. Basta volerlo. Grazie Luciano Fregonese, davvero, anche per questo messaggio che siamo riusciti a lanciare. Poi potrebbe anche essere un buon proposito del lunedì, no? Quello dell'inizio della settimana. Sì, volentieri, anzi lancio anche qui un appello ai colleghi sindaci e amministratori dei comuni del Veneto e di tutta l'area che voi riuscite a raggiungere. Insomma, siamo qui, se volete fare una camminata o che la facciamo assieme, ben volentieri.
Grazie Luciano Fregonese, Valdo Biadene per essere stato con noi, davvero buona continuazione di giornata e grazie per il suo intervento. In tema di furti, prima di andare in pubblicità, andiamo dal nostro Alex Giuliano a Colceresa, anche qui c'è stata un'escalation. Alex, a te. L'ondata di furti nel Bassanese e nella Pedemontana sembra essersi concentrata in queste ultime ore su Colceresa, dove nel weekend sono state registrate quasi 20 segnalazioni fra furti riusciti, messi a segno, e tentati furti. Un tornado, una tempesta che si è abbattuta sul paese. Siamo in compagnia del sindaco di Colceresa, Enrico Costa, che tra l'altro è anche un testimone diretto dei fatti, perché hanno provato, sindaco, a forzare a entrare anche in casa sua. Sì, purtroppo questa notte è stata una notte, credo, da incubo per tutti i nostri cittadini, perché insomma, come è stato anche detto prima, si ipotizza circa una ventina di tentativi o tentativi riusciti di effrazione presso le abitazioni. È successo anche a me, fortunatamente insomma ci siamo accorti, eravamo in casa e sono scappati, però la paura è tanta, e soprattutto la mia vicinanza a tutte le persone insomma che hanno avuto episodi di furto in questi giorni, soprattutto questa notte, perché appunto mi parlavano anche i carabinieri che continuavano a ricevere chiamate di segnalazioni, insomma. Ecco, nelle ultime ore proprio i carabinieri hanno registrato 8 denunce di furti o tentati furti. In quali zone e in quale momento anche della giornata? Più di notte o più di giorno? Allora, le segnalazioni che ho avuto io direttamente, poi può essere che qualcuna insomma non mi sia arrivata, comunque stiamo parlando da circa dalle 7 di sera poi per tutta la notte, sia sulla zona di Mura, quindi via Michelina, poi via Roma e via Louvigny, che è la parte bassa di Molvena, fino ad arrivare a via Ghebo, che è la via che collega diciamo la parte bassa di Molvena a Villa Raspa. Quindi questa notte si sono concentrati più o meno in queste zone. Però ricordiamo che è stato solo probabilmente una delle zone colpite, poi chissà, stanotte saranno in altri comuni o in altre zone o in altri territori. L'attenzione deve rimanere alta, insomma. Qual è il modus operandi di questa, che a questo punto si ipotizza possa essere una banda anche organizzata, vista la sequenza impressionante di furti tentati o messi a segno nel giro di così poco tempo? Come agiscono? Difficile da dire, però comunque in ogni caso sembrano effettivamente delle squadre ben organizzate sul territorio. Cosa vuol dire? Che sicuramente anche faranno dei sopralluoghi, faranno dei passaggi preventivi, sanno dove scappare, sanno dove avere le vie di fuga. Quello che dico sempre non è mai da tenere, è da tenere insomma in considerazione, segnalare qualsiasi tipo di atteggiamento sospetto, presenza sospetta, una macchina con atteggiamento sospetto, delle persone che magari stanno guardando all'interno di abitazioni, fanno dei passaggi particolari. Ecco, invito tutti i cittadini a segnalare immediatamente le forze dell'ordine la presenza di queste presenze sospette, perché è necessario avere una capillarità estrema delle segnalazioni, non aspettare un'ora dopo, il giorno dopo, qualche minuto, chiamare subito, perché è l'unico modo, l'unica arma che abbiamo, insomma. Sindaco, in chiusura che cosa si può fare a questo punto, oltre sposare appieno il suo messaggio di sensibilizzare i cittadini a segnalare, ad avvisare immediatamente le forze dell'ordine? Che cosa si possono aspettare adesso i residenti del posto? Controlli di vicinato, c'è l'idea di organizzare qualche ronda, c'è l'idea di potenziare con le forze dell'ordine i controlli nelle serate, nelle nottate, insomma, di novembre e dicembre? Che cosa si può fare? Sicuramente un po' tutto quello che è stato detto, insomma, perché tutto serve a migliorare il controllo sul territorio. Chiaro che però anche le forze dell'ordine, l'ho sentito anche prima, non riescono a esserci dappertutto, anche loro sono in carenza di personale, è difficile controllare un territorio che comunque è ampio. Se battono
determinate zone è anche per un preciso motivo, perché il territorio è ampio, perché è difficile poi da controllare, quindi per quello serve in qualche maniera un maggior aiuto anche tra noi cittadini, controllare, magari mettersi d'accordo anche con i vicini, avere un occhio in più, anche adesso sto pensando anche alle persone sole, agli anziani soli che sono i soggetti quelli più sensibili, insomma, quindi il controllo di vicinato lo facciamo tutti assieme, quindi in qualche maniera dobbiamo puntare soprattutto su questo. Controllo di vicinato dunque, grazie Alex e Giuliano. Siamo alla pubblicità, poi tra pochissimo la giornata mondiale della prematurità che si è celebrata ieri e con noi ci sarà l'associazione Pulcino. A tra poco. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, ancora ben ritrovati. Parliamo della giornata della prematurità che si è celebrata ieri e lo facciamo con l'associazione Pulcino che ben conosciamo. Vi presentiamo la presidente Elisabetta Ruzzone e Silvia Tafano che sono le responsabili, Silvia la responsabile dei progetti, le vediamo collegate, di Viola Vestite. Buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno a voi. Grazie allora, a voi. Viola perché ha il colore un po' dedicato alla prematurità, no? Si cerca di dare a tutti i bambini nati prematuri la miglior qualità delle cure possibili ed è un po' l'impegno della vostra associazione che tra l'altro ha in campo tanti progetti, tra i quali quelli di realizzare, tra pochissimo è Natale, io so che voi realizzate anche un sacco di regali attraverso le vostre mani, quindi con artigianato puro per raccogliere fondi che servono per che cosa? Ce lo racconta lei, Elisabetta? Sì, ci servono fondi, noi siamo in totale autogestione, quindi abbiamo tutta una serie di progettualità che ci servono per raccogliere, oltre a quelli che potrebbero essere i bandi regionali o finanziamenti privati. Però più che altro questi eventi ci servono per farci conoscere, perché il nostro intento è anche quello di farci, come dire, far conoscere non tanto noi, quanto proprio l'associazione Pulcino, cosa fa l'associazione Pulcino e soprattutto in cima che cos'è la prematurità, perché purtroppo è un tema ancora poco conosciuto. E ecco, questo è il nostro, l'immagine delle Giacinti Viola, che bello. Viola, e dicevamo prematurità. E che dato, cosa si intende Elisabetta allora quando si parla di prematurità? Allora, 7% delle nascite avviene prematuramente. L'OMS definisce che al di sotto della 37esima settimana di gestazione il parto è considerato pretermine e il bambino è un neonato pretermine. Quindi dalle 37 settimane fino a un limite di vita estremo si scende fino alle 23 settimane. 3 settimane sono il quinto mese di gravidanza, poco più. All'interno di questo spazio, dalle 23 settimane alle 37, esistono tutte le gravità che il neonato pretermine può avere. Questo è un po'. È evidente che al di sotto della 30esima settimana molto spesso sono bimbi che non sono assolutamente autonomi, perché non respirano in modo autonomo, vuol dire che mangiano in maniera autonoma e quindi devono stare all'interno di una incubatrice e quindi di un reparto di terapia intensiva per 2, 3, 4, 5 mesi affinché possano acquisire diciamo tutta quella che è la maturità per poter respirare, succhiare e deglutire. Ecco, il ruolo, Silvia, chiedo a lei, Pulcino
Oltre, io so che voi avete anche finanziato l'acquisto di una culla per questi bimbi, ma il vostro ruolo è anche quello di stare accanto alle famiglie, perché poi sono le famiglie su cui pesano questi 5 mesi, famiglie donne insomma, che fanno fatica perché si lavora, perché magari ci sono dei fratelli, no? E quindi è qui che Pulcino interviene. Assolutamente sì, quello è il nostro ruolo fondamentale, perché fortunatamente le terapie intensive riescono a provvedere a tutto quello che è la strumentazione per la cura di questi bambini, mentre il supporto psicologico, il supporto emotivo richiede tempo, richiede costanza e molte volte richiede anche proprio il fatto di aver vissuto già questa esperienza, come per me, come è stato per Elisabetta e per tutti gli altri genitori che partecipano appunto come genitori senior ai gruppi di ascolto. Col progetto Spazio Giallo noi entriamo in alcune terapie intensive dove operiamo e grazie anche al consiglio che viene dato dagli infermieri e dai medici di rivolgersi a noi e comunque di partecipare a questi incontri, entriamo in contatto con i genitori ricoverati. Molto spesso questi genitori sono concentrati esclusivamente sulla salute e sul benessere del bambino, che è fondamentale, dimenticano completamente quello che è il loro aspetto emotivo, perché la nascita pretermine, così come la nascita a termine, ma con un bambino che viene portato via dal primo abbraccio perché ha bisogno delle cure dei medici, rappresenta un trauma fortissimo, un trauma che si elabora nel tempo, perché in quel momento c'è l'urgenza di sapere come starà questo bambino e di provvedere al suo benessere. Noi aiutiamo i genitori a creare spazio emotivo dove raccontare le loro emozioni. A volte raccontiamo noi le nostre perché possono poi riflettersi nelle nostre esperienze nel corso del tempo, soprattutto magari al momento della dimissione, che è un momento tanto atteso perché finalmente noi genitori possiamo prenderci cura in prima persona dei nostri bambini, però è anche un momento molto difficile perché durante i mesi di ricovero siamo sempre stati abituati al fatto di vedere che respirano, che stanno bene, che stanno saturando bene grazie ai macchinari. Nel silenzio di casa emergono tante volte tantissime paure. In quel momento noi siamo presenti con un progetto che si chiama Home Visit, gratuito, quindi finanziato dalla nostra associazione con i fondi che raccogliamo, in cui il progetto prevede che una pedagogista e un genitore senior si rechino a casa dei genitori proprio per dare un supporto sia pratico che semplicemente sull'allattamento, sui momenti sulla gestione dei fratelli, tutto quello che può essere utile proprio perché non si sentano mai soli. Abbiamo fatto in questo fine settimana dei banchetti solidali con dei giacinti che adesso vi mostriamo. Ce li fa vedere? Eccoli là. Ecco, ne abbiamo distribuiti tantissimi, proprio stamattina parlavamo con i volontari, tantissimi che ringraziamo, dislocati in tantissime piazze, e tutti ci dicevano, i genitori che sono venuti ci hanno detto che grazie all'attività dell'associazione non si sono sentiti soli in nessun momento, e questo è il nostro obiettivo. Allora, Silvia ed Elisabetta ovviamente hanno portato e stanno portando, no, all'interno del Pulcino la loro esperienza personale. Ho capito che forse è il modo migliore anche, no, per chi sta vivendo questa fase di potersi riconoscere, di potersi sentire compreso. Allora, voi però siete delle volontarie e il lavoro di questo weekend è stato un lavoro di volontari. Per aiutarvi che cosa bisogna fare? Quali sono le iniziative? Prima raccontavo del Natale, proprio perché ognuno ha una propria vita e sicuramente il Pulcino, io so che voi operate su larga scala, voi operate non soltanto su Padova ma davvero in tutto il Veneto, e quindi avete bisogno di aiuto. Come aiutarvi? Allora, noi siamo presenti nelle patologie neonatali di Padova, di Vicenza, di Treviso, di Campo San Piero, di Sant'Orso, diciamo in tutte quelle patologie dove si accolgono bambini, come dicevamo prima, al di sotto della 35esima settimana. E come ci si può aiutare? Innanzitutto siamo noi che aiutiamo i genitori, quindi abbiamo questo appello per i genitori che in questo momento stanno vivendo questo momento tragico. Abbiamo una sede che è alle porte di Padova,
è all'interno del centro commerciale Ipercity, siamo un po' a lato ma ci siamo, e ci possono vedere sul sito internet, ci possono contattare continuamente. Questa è una modalità in cui noi ci rendiamo disponibili. Ovvio che per l'aiuto è una conseguenza. Noi diciamo sempre all'inizio un genitore che è il bambino ricoverato ha solo ed esclusivamente bisogno di aiuto. E quello che facciamo è per i genitori, diciamo, un po' più, come dire, che hanno con i bimbi cresciuti, con i bimbi che ci hanno conosciuto, ma che ora hanno i bambini più grandi e sono in grado di dedicare un po' più di tempo a quelle che sono le attività. Esatto, e quindi l'appello che facciamo è ai cosiddetti genitori senior, genitori che possono avere bambini con 4-5 anni, che quindi non hanno più questa necessità di avere un accudimento stretto. E se c'è qualche genitore che si ricorda di noi, noi ci siamo, per quello vi dico, fate un giro nella pagina Facebook e vedrete quante attività ci sono, quanti nicchie che ogni genitore può trovare per poterci aiutare. Sicuramente ci sono le cose più disparate. Esatto. Ce ne racconta qualcuna, Silvia? Sì. Allora, sicuramente per chi ha voglia di mettere in campo direttamente, noi proponiamo, anche grazie all'aiuto delle psicologhe all'interno dei reparti, a una formazione per i futuri genitori senior che possono andare in reparto a parlare con i genitori ricoverati. Questa è una sicuramente delle attività principali. Poi tutto quello che riguarda la pratica di tanti eventi che abbiamo, e quindi anche i contatti, perché ognuno di noi vive all'interno di una provincia dove c'è la possibilità di dare più informazioni sulla prematurità, organizzando incontri nelle scuole, nel nido, perché la prematurità non è conosciuta, viene troppo specializzata. Questo è uno dei nostri grandi obiettivi, fare in modo che a livello sociale si conosca l'impatto che questa storia ha sui bambini e sulle famiglie. Categoria importantissima sono gli educatori di nido e di materna, che l'abbiamo visto con i nostri occhi concretamente, perché abbiamo fatto formazioni da Treviso a Rovigo a Padova, un po' ovunque, fino a Milano. Nel momento in cui vengono a scoprire la vera storia, spesso non raccontano, perché è talmente difficile e incomprensibile come entrare in una teen, è in un luogo dallo spazio e dal tempo. Quindi i genitori a volte non raccontano, ma quando gli educatori, grazie alla nostra formazione, vengono a conoscere delle teen, capiscono poi quelli che sono gli atteggiamenti dei bambini nel momento in cui la vita sociale al nido o alla materna, capiscono i comportamenti dei genitori. La differenza per creare veramente quella vera inclusione di cui tanto si parla passa solo dalla conoscenza, e poi anche operativamente abbiamo sempre bisogno di aiuto, nel senso che concretamente per fare i banchetti, organizzare le situazioni come quelle che abbiamo appena fatto in questo fine settimana, non di quanti volontari ci hanno dato una mano con staffette, caricando macchine con i giacinti. Per noi è stato un piacere ascoltarvi. Allora, la locandina la vedete dietro le spalle di Silvia e di Elisabetta, che io ringrazio. Grazie Elisabetta Ruzzone e Silvia Taffano. Il pulcino lo trovate a Padova, ma anche ovviamente su internet e sui social. Se volete qualche informazione in più, ci sono queste belle persone a vostra disposizione. Grazie per essere stati in nostra compagnia e grazie per quello che fate ogni giorno. Arrivederci ad Elisabetta e Silvia. Noi abbiamo giusto il tempo di andare a Castelbrando. Questa mattina era presente il presidente del Veneto Luca Zaia. Il contesto è quello del forum della sostenibilità. Sentiamo le dichiarazioni. Chi ha rilasciato? Sì, questo è un sito che comunque appilla a livello internazionale, cresce a 2 cifre come movimento turistico. Già avevamo annunciato dal primo anno che al 10° anno avremmo raggiunto
il milione di presenze turistiche partendo da poco meno di 200.000 presenze. Dall'altro ovviamente la grande preoccupazione ma anche la grande responsabilità di indicare la via circa i temi della sostenibilità e della visita di un territorio e della gestione di un territorio che è assolutamente patrimonio dell'umanità. Pensiamo bene alla dizione patrimonio dell'umanità e quindi non è solo nostro ma del mondo intero. Fin dall'inizio si diceva bisogna fare il sistema, deve essere una rete capace di crescere nell'accoglienza, nella professionalizzazione, nelle competenze. Sta succedendo questo? È soddisfatto? Ma sì, si sta crescendo bene, soprattutto il flusso turistico, movimento turistico che in gran parte è rappresentato da un turismo non domestico, perché quasi il 70% dei turisti qui sono stranieri, e ci permette di crescere, ma crescere anche da un punto di vista qualitativo, stimolati ovviamente da una presa di coscienza, di una visione, di una cultura internazionale che magari prima non c'era. Stiamo parlando di questo sito da qualche minuto, non abbiamo ancora nominato il vino. Significa che siamo sulla strada giusta, proprio un sito che parla di territorio. C'era la preoccupazione all'inizio che fosse solo dedicato al prosecco. No, guarda, il vino è una produzione all'interno del sito Patrimonio dell'Umanità. Diciamo che i coltivatori, i viticoltori hanno plasmato questi territori, tanto è vero che almeno un paio di componenti nella tutela come patrimonio dell'umanità devono essere riconosciuti all'opera dell'uomo e questo è il grande valore. Dopodiché il sito Patrimonio dell'Umanità, voglio ricordare che ha il 50% della sua area a boschi e voglio ricordare che i vigneti nel sito Patrimonio dell'Umanità sono vigneti storici già censiti a fine 800, dopodiché è ovvio è cambiata la tipologia della coltivazione e delle viti coltivate, visto considerato che siamo passati dai vini rossi ai vini bianchi. In chiusura c'è il tempo per ricordarvi il sondaggio di Ring dedicato allo sciopero convocato da CGIL Will contro la manovra, sciopero generale il 29 di novembre. È corretto e giusto scioperare? Una chiamata per il sì, un'altra chiamata per il no. Vedete che i numeri sono differenti come sempre. L'esito del sondaggio in onda questa sera nel corso della puntata. Vi ricordo gli ospiti: ci saranno Claudio Borgia, presidente di Fratelli d'Italia Treviso e anche vice sindaco di Montebelluna, Marco Dus per il Partito Democratico, vice sindaco di Vittorio Veneto, Andrea De Bernardin, segretario Lega di Belluno, Fabio Maggio, Forza Italia e vicepresidente della provincia di Treviso, Nicola Atalmi per la CGIL. È tutto per questa prima edizione, grazie per essere stati in nostra compagnia e buon proseguimento di giornata con Antenna 3. Arrivederci.